C'è una persona che mi sta importunando e questo è decisamente preoccupante. 3 episodi in pochi giorni, un'escalation di violenza. Un 55enne padovano, Fabio Tosato, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver insultato pesantemente la candidata alle europee per la Lega, Paola Ghidoni, che stava passeggiando domenica pomeriggio in Prato della Valle insieme alla consigliera comunale Leonora Mosco. L'episodio non era il primo. Il 13 maggio, infatti, l'uomo aveva fatto irruzione nella sede elettorale del Carroccio in Piazza della Frutta. Si è presentato sempre in sede in Piazza Frutta e ha letteralmente scaraventato fuori dalla sede la volontaria che teneva aperta la sede in quel momento e si è barricato dentro. Solo l'intervento della polizia lo aveva convinto ad uscire. Tosato era stato denunciato, ma pochi giorni dopo si è nuovamente presentato ad un banchetto elettorale della Lega all'Arcella e aveva cercato di avvicinare la candidata Ghidoni. Anche in questo caso era stato allontanato dai poliziotti. Domenica l'ennesimo agguato. Il 55enne prima ha seguito le due donne e poi ha tentato di aggredirle minacciandole e insultandole pesantemente. Non so neanch'io che cosa dire, non so neanch'io, tenga presente che io sono concentratissima sulla campagna elettorale e quindi ho anche difficoltà un po' a concentrarmi su altre cose ed è una cosa che non mi è mai successa e quindi sono scioccata. I carabinieri hanno fermato Fabio Tosato nella centralissima via Roma dopo che l'uomo in tarda serata li aveva chiamati per lamentare delle irregolarità all'esterno di un bar. I militari però lo hanno riconosciuto, vestiva ancora gli stessi abiti che indossava al momento dell'aggressione alla consigliera Mosco e a Paola Ghidoni. In caserma ha tentato di prendere a pugni i carabinieri che lo hanno bloccato utilizzando lo spray urticante. L'uomo è stato arrestato, l'arresto è stato convalidato ma è stato messo in libertà in attesa dell'udienza il prossimo 8 luglio. Fabio Tosato qualche anno fa era stato arrestato per estorsione dalla squadra mobile dopo aver dato fuoco al ristorante La Mulata di Brusegana.